principalmente erbivoro e granivoro, ma che non disdegna anche insetti. La cotornice si riproduce tra aprile e maggio, depone circa tra le 15 e le 20 uova in nidi per terra. Per terra, questo è importante, i nidi della cotornice sono per terra fra i cespugli, non sono facili da trovare. Io che vado tanto sul campo a cercare l'uovo, io non l'ho mai visto. Sono stati ricavati dei quadrati di 1 chilometro di lato. All'interno di ognuno di questi quadrati è stato realizzato un punto d'ascolto durante il periodo riproduttivo. Le azioni della cotornice in Sicilia fondamentalmente sono dovute, come ho detto prima, alla caccia di frodo, quindi bracconaggio, perché la caccia alla cotornice è chiusa, attualmente è chiusa, ma ci vanno a caccia lo stesso, agli incendi che se avvengono nel mese di giugno-luglio, i piccoli non sono in grado di volare, quindi passa l'incendio e bruciano, e alla presenza del cinghiale. Buonasera, lei è la signora? Curatolo. Il nome? Lucia. Cara Lucia. La nostra, cosa ne pensa? Molto interessante. Soprattutto quale parte? La parte che riguarda le caratteristiche di questo animale che non conoscevo completamente. E cosa ne pensa a riguardo? Che bisognerebbe tutelare più a lungo e in maniera più massiccia sia i ZPS che i